Oggi a mio figlio a cucinare, vediamo che ci prepara. Saltapasta, olio extravergine di oliva, cipolla, pancetta tagliata a dadini e salsicce sbriciolate. E facciamo soffriggere fino alla cottura delle salsicce. Poi ci aggiungiamo un bel bicchiere di vino bianco e facciamo sfumare. Una volta sfumato aggiungiamo i funghi e li facciamo cuocere. Appena si sono cotti i funghi aggiungiamo pomodorini gialli. E mentre si cuociono i nostri pomodorini andiamoci a preparare una bella crema con parmigiano e pepe, 2 mestoli di acqua di cottura. E vi raccomando, sbattite bello forte forte e deve essere molto liquido, mi raccomando. Pasta pronta, aggiungiamo un mestolo d'acqua di cottura e poi le nostre fettuccine all'uovo. Facciamoci una bella mescolata e dire che gli faccio capire a mio figlio come si salta la pasta nella saltapasta. Devo dire che se la cava abbastanza bene. Voi che ne dite? Vabbè, continuiamo. Aggiungiamo la nostra cremina di parmigiano e pepe, una bella mescolata, una bella saltata e vino che si mangia. E lasciate che vi dico una cosa, ci sono persone che per fare questi piatti si fanno chiamare chef. Io non sono uno chef, neanche mio figlio. Sono solo una persona che ama cucinare mettendoci tanto amore e tanta passione. Detto questo, buon appetito a tutti.